Sono Ramon Pilia, sono venuto qui al festival Il Capodanno e Sos Poetas proponendo un lavoro di divulgazione scientifica che in qualche modo mettesse in evidenza il lato poetico della scienza. Nel momento in cui un ricercatore, ma in generale anche un appassionato di scienza, come dire, viene mosso proprio dallo stesso motore che viene mosso, da cui viene mosso il poeta, che è quello proprio dello stupore, come dire, della magia, di quel qualcosa che è impalpabile e che poi alla fine ti spinge poi a fare le cose. L'esperienza qui al festival è naturalmente quello di fare una cosa in casa, si respira la genuinità delle azioni. La risposta del pubblico è stata quella che mi aspettavo, cioè quella di qualcosa fatto come in relazione proprio allo scambio di idee, allo scambio di entusiasmi, alla possibilità che se io ho degli entusiasmi per qualcosa riesco a trasferirlo a qualcuno, che è quello che poi mi interessa fare, e questo è quello che è avvenuto all'interno dell'incontro. Iniziative così sono fondamentali per costruire qualunque sia il punto di riferimento, lo scambio tra le persone. Lo scambio tra le persone avviene anche con lo scambio dei saperi. In generale parlare di scienza in un ambito in cui invece si parla di poesia sembra un po' un ossimoro, invece questo, come dire, la Seneghe e il Capodanno e Sos Poetas è stato proprio come dire, la dimostrazione di questo, che questo non è, insomma.